Il caffè con gli amici. Buongiorno, oggi nel mio programma Il caffè con gli amici ho la scrittrice Sabatina Napolitano. Buongiorno e grazie Sabatina di avermi contattato. Buongiorno, sì, grazie a te di avermi accolta perché ti ho contattata perché hai intervistato anche dei miei amici che seguo e con cui sto facendo anche delle presentazioni pubbliche, quindi mi sono sentita di contattarti. Grazie. Stiamo facendo rete sulla Calabria, proprio appunto perché, perdonami che ti interrompo, però semplicemente per il fatto che dovrò presentare il libro a Scalea. Sì, il 26 luglio. Benissimo, sì. A Palazzo dei Principi Spinelli alle 9:30 di sera, alle 21:30. Sì. Perché tu sei originaria calabrese, però dove vivi, Sabatina? No, purtroppo non sono originaria della Calabria, dico purtroppo perché la Calabria me ne è cuore, però sono contenta di essere nata in Sardegna. Io sono nata in Sardegna, in quest'isola al nord della Sardegna che si chiama La Maddalena. Ah, bellissimo! Poi ho vissuto in varie parti d'Italia, come tutti i figli di persone che lavorano nella Marina, nella Marina Militare, quindi ho vissuto alla Maddalena, poi ho vissuto a Taranto, a San Vito, poi ho vissuto anche a Roma, in varie zone d'Italia, e fin tanto che poi sono venuta qui, che è il paese originario di mia madre, Casalnuovo. Quindi in Calabria io ci vado perché i miei tanti anni fa comprarono una casa, quindi abbiamo una casa in Calabria. Dove? Dove è di preciso la tua casa? La mia a Marcellina. Allora, tu sei una scrittrice e il 26 luglio presenterai appunto a Scalea il tuo libro che si intitola Origami. Il primo libro, Origami. Come mai questo titolo? Il titolo nasce da un interesse che avevo verso un economista che ha pubblicato un saggio per il saggiatore, e avevano questo, penso che i tipi del saggiatore avevano utilizzato questo origami come copertina, semplicemente. Poi dopo tanti anni, perché queste letture le avevo fatte al tempo della scrittura di un libro di poesia che si intitolava Tango per cigni neri, quindi era veramente un tempo antecedente il 2012. Poi con gli anni questo tema dell'origami, non so per quale ragione, mi stava sempre dentro, come in una stanza dell'ispirazione, e da lì poi è partita tutta la storia del primo romanzo, che è ambientato in una biblioteca. Sì. E ha come protagonista una bibliotecaria che si chiama Olga, e tutto il romanzo è la parabola della sua vita, quindi racconta di come vive, di quello che fa, del fatto che lei si innamora di questo editore che si chiama Gustavo, che è anche un noto giornalista. Bene. E questa ispirazione da dove è nata? Perché da quello che ho capito tu fai tutt'altro nella vita, giusto? Io ad oggi non so nemmeno io cosa faccio. Al momento c'era un detto che diceva: tu sei quello che fai. Al momento io sono fissa sulla scrivania, non mi muovo. Sono da più di 5-6 mesi che sono fissa sulla scrivania, perché sto portando a termine il secondo romanzo. Però il punto è questo, che concretamente il tempo che ho passato per il secondo romanzo è inserito in tutti questi anni. Sono più di 5 anni che io bazzico tra scuola e scrivania, perché per dei periodi ho anche insegnato, però chiaramente l'attività giornaliera è quella che conta. Per il momento io sto fissa su questa scrivania a gettare il sangue e sto scrivendo questo romanzo, tra l'altro l'ho finito,
Brava, fortunatamente. complimenti. Guarda, è terribile perché quando, perlomeno nella mia persona, quando è vero che quando dicono che una cosa la devi attraversare per conoscerla, una sensazione la devi vivere per saggiarla, fin quando non porti a termine, proprio metti proprio il punto a un secondo romanzo, non puoi dire che cosa significa, perché per il primo romanzo tu dici vabbè, mi è piaciuto scrivere un romanzo, però magari non ho la vena, non mi sento pronta, oppure non ce la faccio a schiattare sopra la scrivania a scrivere. E poi tra l'altro è il lavoro dello scrittore, cioè io quando scrivo mi alzo dalla scrivania con la testa nelle nuvole, io non riconosco nemmeno il cane, quindi non so se è perché per il caldo o è proprio per l'attività dello scrittore, perché penso che così è stato così anche per i mesi invernali. Sei immersa sì, nel tuo scrivere. Sì, sono imbottita in un ambiente di unione, sono come se fossi in un limbo unita, però non perdo mai la mia forma. Non esiste una forma che unisce tutto il mondo accademico e il mondo letterario. Esiste un momento in cui la mente va un po' in panne perché tutte queste informazioni, tutte queste scritture ti appannano, però il fatto che io ho notato nella mia persona è che io ho una grande foga quando scrivo, o perché sono fondamentalmente una frustrata a livello di amore, nel senso che sono una sfortunata con gli amori, però io ho una foga enorme. Io conto che quando per esempio faccio quelle 4 ore di mattina mi mancano le ore che faccio il pomeriggio, ed è stranissimo perché quando ero ragazza io lavoravo in laboratorio. Allora capitava di lavorare sotto cappa, ne so, con le piastre, con i batteri, allora si facevano 5 ore, poi facevi una pausa di mezz'ora e continuavi fino alla sera. E quella era la ricerca di laboratorio, però io non sentivo di avere passione per quella cosa che facevo in quel momento, anche se era affascinante lavorare per la scienza. Invece mi sono resa conto col secondo romanzo che io ho una passione proprio generosa, mi piace fare questo tipo di lavoro perché è un lavoro, cioè tu non ti puoi distrarre quando scrivi, veramente non ti puoi distrarre, perché io se perdo il filo, sbaglio, ad esempio ho tanti errori del tipo io scrivo sempre io. Nelle cose che scrivo di getto si possono notare gli errori. Nel blog scrivo cose di getto, ma le scrivo in 3 minuti. Sì. E io scrivo sempre io, e questo è sbagliato. Oppure ho delle propensioni, poi tutti gli scrittori hanno dei loro errori chiave. Io ho i miei errori e me ne rendo conto poi quando vado a rileggere e a correggere. Poi chiaramente tu prendi la mano, io già col secondo romanzo mi sento molto più matura, perché quelli romanzi crescono con te. Quindi fin tanto che veramente non lo scrivi il secondo, il terzo, il quarto, non cresci, è una droga. Certo, e quindi io stessa adesso sono in questa atmosfera di meraviglia creaturale, come quando i bambini creano nuove cose o creano le palle di neve, questi giochi con la neve. Io non ho mai vissuto la neve perché qua non è che fa la neve, però è la stessa sensazione di quando crei qualcosa con le mani, poi lo porti a termine e ti lascia quella gioia creaturale. Anche perché di pubblico io sto andando a ruota libera, Simona, perché non ci siamo messi d'accordo sulle domande. No. Ci siamo detti che era un'intervista sì, assolutamente ecco. Sì, una chiacchierata. Io la chiamo chiacchierata perché mi piace far uscire chi intervisto, le persone che dialogano con me, non mi piace mai preparare. Sì, nel segno della maieutica, quindi per questo sto continuando a parlare. No, perché di solito agli interventi massimo 2-3 minuti, poi mi devo stoppare. Sì. Piano piano sto imparando tutta la tecnica. E niente, alla fine quindi io di pubblicamente sono stata diamante ultimamente, e poi per un mese mi sono fermata, anche perché il romanzo poi prende le forme che vuole.
Quindi Sì. Origami ha preso queste forme, mi ha fatto contattare questi amici e avevo un grande desiderio di fare qualcosa per la Calabria, perché pensa che erano più di 7-8 anni che io andavo in Calabria, stavo con gli amici e non avevo mai occasione di fare qualcosa di pubblico, e questo mi è sbagliato, perché io Certo. comunque scrivevo, comunque era un soggetto legato a un aspetto esplicativo, a un aspetto più comunicativo, quindi avevo veramente un grosso desiderio di fare qualcosa per la Calabria. Sì, in questo io mi sento molto legata allo spirito di Giuseppe Berto, che ho sempre citato, al di là delle giurie, non c'entra niente. Tu puoi amare uno scrittore e poi fanno una giuria per un premio per uno scrittore che non c'entra magari niente col sentimento dei lettori, questo è chiaro. Però è la stessa cosa di come mi metto nella mia situazione. Io non sono morta e non credo di morire giovane, ma prima di morire io ho avuto un'idea, cioè quella di scrivere una specie di mandato, di report, che se dovessero fare un premio letterario su di me, la giuria deve essere scelta secondo dei criteri, i libri devono essere scelti secondo dei criteri. Addirittura nei miei sogni io avevo pensato che se un domani sposassi uno scrittore e alla sua morte organizzassi un premio letterario, dovevo fare una specie di statuto vendicativo, vendicandomi di tutte le giurie dei premi che non mi hanno premiata, capito? Vabbè, poi il discorso del premio in sé non ha senso, non ha veramente un senso, perché ripeto, la forma del romanzo è insita nel romanzo. Il mio romanzo sta prendendo questa forma e sta mettendo piede in Calabria e sono contenta di questo. Veramente sono molto molto contenta. Poi è un romanzo bello. Scrivendo il secondo romanzo mi sono resa conto com'era il primo. È un romanzo molto particolare, molto originale. Anche la penna. Ci sono dei vari errori, però sono concessi da una situazione storica per cui tutti quanti non hanno avuto cura di me. Niente, non hanno avuto cura, quindi non hanno avuto cura. Io ho dovuto fare molto da sola, cosa che non accadeva per il secondo romanzo. Poi è stato un romanzo che comunque ha specchiato la situazione che ho vissuto, e quindi chiaramente qualsiasi cosa io posso essere allegoricamente, simbolicamente, una cosa che non è stata curata, è stata maltrattata. Però dal canto mio io ho resistito, quindi è un romanzo che ricorderò con una grossa passione, una grossa resistenza. Un romanzo che è stato importante perché è un romanzo che ha dei temi importanti, è un romanzo che abbraccia comunque la letteratura delle biblioteche, è un romanzo che abbraccia i temi dell'amore, perché è proprio il cambio di vita di questa donna che alla fine riesce ad affermarsi, riesce a imprimersi per il suo amore per la cultura, per la letteratura. Quindi secondo me veramente è un romanzo formidabile in questo senso, veramente è un romanzo formidabile. Quindi non lo rinego assolutamente, anzi sono felice di presentarlo, di continuare a parlare del romanzo, però è anche detto che il romanzo, mi hanno detto che dopo 6 mesi scade. Ecco, un quindi un romanzo dopo 6 mesi è già vecchio, quindi è chiaro che quindi è già pronto il secondo. sì, è già pronto il secondo e sicuramente avrà una storia diversa legata anche alla sua natura. È un romanzo totalmente diverso, sempre che viene dalla radice della mia penna, ma totalmente diverso. Poi Simona, non lo Sì. so, io non ho figli. Sì? Però penso che le persone che abbiano figli, per esempio, fanno il primo figlio e allora hanno una sensazione, ma col secondo già sei più sicura di te. Certo, è uguale. E tu poi ora hai partorito il primo figlio, il primo romanzo, adesso il secondo. L'allattamento, sì, un po' come le tesi di laurea, Sì, la sì. tesi della triennale è sempre molto più difficile della tesi della magistrale, è chiaro, perché tu assumi una manualità. Quindi poi entri nella routine mentale. Io adesso se mi alzo e non mi metto sulla scrivania a scrivere mi sento perduta, anche se percepisco 40 gradi. Io Sì. potrei andarmene in piscina, potrei andarmene al mare, potrei prendere una pausa, ma non lo faccio. Cioè sabato, domenica, lunedì
anche dopo cena, quelle volte che ceno, perché io la sera non mangio uno yogurt per dirti di non perdere tempo, Sì, quindi sì. figurati la vita che Sì, faccio. sì, sì, ma si Quindi, sente l'amore sì, che trasmetti nello scrivere per le tue opere, per la prima e per questa per la seconda che hai concluso, hai terminato. sì, ma sai qual è il fatto? Io penso che devo darci dentro ora, perché poi un domani che magari incontro qualcuno che mi vuole seriamente, ma io penso che lui chiede da me attenzioni continue. Avere un marito è peggio di avere un libro, perché il marito, tu a una certa ora, io adesso sono indipendente, ti ho detto, per non perdere tempo la sera mangio uno yogurt, perché io mi scoccio di perdere tempo a mangiare, quindi figurate nella mia ottica come vanno le cose. Però se un domani io dovessi avere un marito, io conto nel pratico, nella quotidiana della mia vita, che mi sveglio e lo devo coccolare, Certo. amare, Prendersi poi lo devo cura. cucinare, gli devo stirare i panni, comunque tu vicino a un marito perdi, penso, su 8 ore perdi 4-5 ore solo a curare il marito, ed è la stessa cosa pure per i figli. Certo. Quindi non avrei proprio il tempo di dedicarmi così È giusto, tanto. dedicati ora, dici bene, a quello che a te piace, a quello che tu ami fare, assolutamente sì. Quindi alla fine dei conti penso che, al di là dell'accanito lettore, che prima aveva detto di volermi bene e poi mi auguro la morte finendo sotto a un treno, prima dell'accanito lettore insomma ci sono altre persone che effettivamente vengono a leggere anche questo blog. Io nel blog scrivo tutte stupidaggini o cose che appartengono alla letteratura, tipo ieri ho scritto un racconto a Vieste, perché io prima della Calabria sono stata per tanti anni a Vieste in vacanza, e quindi ho scritto questo racconto che però da parte mia è molto sentito, quindi penso che fa parte della mia letteratura, e alla fine... Allora, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Grazie, ti faccio tantissimi auguri, tanto ci sentiremo. Grazie. Mi farebbe piacere se tornassi di nuovo ospite. Ci aggiorneremo e magari ti parlerò anche del secondo romanzo. Certo, assolutamente sì, con Grazie. piacere. Grazie a te, tantissimi Buona auguri. serata. Ciao, Grazie mille, ciao. Grazie a